Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di un'antologia che racconta il popolo ligure, conosciuto come uno dei più mugugnoni al mondo, ma anche ironico. Voglio parlarvi di La Liguria sorride, 20 racconti brevi, un'antologia edita da Lo Studiolo Edizioni che ha come curatori Barbara Panelli, che è qui con noi, e Marino Magliani, sempre qui con noi, due dei tanti autori, Laura Guglielmi e Bruno Morchio. Buongiorno a tutti, ben arrivati e grazie di essere qua. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Barbara, voglio iniziare proprio da te. Allora, ho bisogno di sapere un po' di questo progetto, come è nato, qualche informazione sugli autori, sui racconti, sulla casa editrice, insomma, parlacene un po'. D'accordo. Allora, questo progetto nasce da un'idea di Marino Magliani. È un'antologia che esce nella collana Diversificando, che è una delle collane più nuove della casa editrice Lo Studiolo, che è una casa editrice di nicchia, piccola, purtroppo non così conosciuta, ma veramente un gioiellino. Ha delle collane splendide e lo staff, da Freddy Cole, da Varicalla, a tutti quelli che collaborano, sono persone che amano le lettere in senso lato, una bella famiglia che ho conosciuto grazie a Marino Magliani. Questa collana Diversificando, diciamo, presenta tutte le opere che non rientrano prettamente nelle collane originarie della casa editrice, che sono la filosofia, la musica e la poesia. La penultima uscita era una raccolta di racconti che si intitolava La Liguria brucia, e al quale ho avuto l'onore di partecipare con un racconto. E poi Marino ha pensato, ma questa immagine, come dicevi tu, dei Liguri come popolo poco propenso al riso, la dobbiamo in qualche modo sfatare, cambiare, stravolgere. Ho detto, dovremmo cercare di fare un'antologia di racconti divertenti. Infatti il titolo originario di questa antologia avrebbe dovuto essere La Liguria ride. Poi abbiamo mandato l'invito a diversi autori, diciamo alcuni noti, alcuni meno noti, di diverse età, con diverse esperienze alle spalle, e hanno risposto una ventina di questi autori, hanno inviato il loro materiale, leggendolo ci siamo resi conto che il titolo La Liguria ride sarebbe stato eccessivo. Originariamente in copertina avrebbe dovuto esserci una cartina della Liguria rovesciata, no? Come un sorriso. E ci siamo resi conto che comunque questa scarsa propensione all'ilarità, in effetti un po' di vero dietro c'era. E allora abbiamo detto, ma La Liguria sorride forse è un titolo più consono. Poi è arrivato il coronavirus, il lockdown, tutto quanto, e forse la scelta di questo La Liguria sorride, di questo titolo, è andata proprio meglio anche da questo punto di vista, perché se no sarebbe stato anche un po' politicamente non corretto far uscire un titolo del genere, La Liguria ride, in un momento così drammatico. Come dicevo prima, hanno partecipato diversi scrittori, chi proprio scrittore di professione, già noti, e persone anche, abbiamo un'autrice giovanissima, alle prime armi, che ha partecipato con un racconto, nel senso che abbiamo voluto dare a chiunque la possibilità di esprimere, anche chi magari proprio non nasce come narratore. È venuto fuori una raccolta eterogenea negli stili, nei contenuti, e anche nell'interpretazione dei suggerimenti che abbiamo dato. Noi ne abbiamo dati pochi, deve essere un qualcosa che abbia un'ambientazione geografica legata alla Liguria, riconoscibile, e un carattere ligure, e che debba stimolare il sorriso, se non il riso, in forma ironica, anche sarcastica, se capita, comica,
e devo dire che con un'andatura un po' altalenante passiamo dal sorriso un po' amaro, dal sorriso divertito, e devo dire che adesso io non entro nel merito delle mie preferenze, perché come curatrice devo essere super partes e non sbilanciarmi. Come lettrice devo dire che ho trovato alcuni racconti molto belli e mi sono piaciuti molto. Oltre, non dico perché voglio lasciare poi ai lettori la scoperta di questo lavoro che spero, insomma, incontri il favore di chi lo leggerà. Sono 20 racconti, giusto? Sì, Sono 20 21, racconti di 21, diversi, sì. 21 di diversi autori. Posso chiederti quanti ne sono arrivati, in quanti hanno aderito, quanti ce ne sono? Perché immagino che comunque la Liguria, per quello che l'ho conosciuta io, in 20 anni che ci ho vissuto, ha veramente un lato artistico che è molto nascosto, tranne quando le viene chiesto. Allora, quando le viene chiesto esce fuori veramente un universo che non ti aspetteresti mai, in tutti gli ambiti artistici. Confermo questa cosa, è vero, io non sono ligure, sono trapiantata, sono di origine piemontese, sangue misto, veneto e siciliano. Ormai da più di 30 anni abito in Liguria e chi mi conosce ex novo mi chiede dove sei di Imperia. Ormai Torino è qualcosa di distante. Questa cosa è vera. Noi l'invito l'abbiamo mandato a tantissime persone. Marino poi ha moltissime conoscenze, cioè contatti diretti. Più o meno una cinquantina di inviti abbiamo fatto. Hanno risposto tutti in termini di risposta, di ringraziamento per questo invito. Hanno partecipato inizialmente avrebbero dovuto partecipare 35 persone, poi impegni pregressi su altri lavori e quant'altro, con la scadenza che abbiamo posticipato nel tempo, ma alla fine bisognava stringere, alcuni hanno rinunciato. E diciamo che quelli che hanno inviato la propria opera sono stati tutti accolti in questa antologia. Non è stata fatta una selezione di merito, di esperienza, niente, nel senso che nel momento in cui il racconto era ben scritta, a parte il discorso di impaginazione che no, ci ho messo del mio, perché ognuno chiaramente usa il proprio font, le proprie virgolette, ognuno ha le proprie abitudini, però bisognava rendere omogeneo il tutto. E cosa particolare è che tra gli autori abbiamo un tedesco, un signore tedesco che ha anche curato una traduzione di un libro di Marino Magliani, e devo dire che il suo racconto, lui conosce molto la realtà dell'entroterra imperiese, mi ha particolarmente colpito perché, pur essendo straniero, ha centrato col suo racconto una caratteristica della mentalità, adesso questo può sembrare una generalizzazione della mentalità ligure, in modo molto ironico, e ho apprezzato questa cosa. Quindi alla fine ligure è chi si sente ligure o chi sa vedere con la liguricità, se si può usare questo termine, in modo aperto e attento. Esattamente, io passerei a te, Laura. Noi ci siamo conosciute in occasione dell'uscita del tuo libro Le incredibili curiosità di Genova. Tu sei una scrittrice, una giornalista, una blogger, docente universitaria, critica letteraria. Io personalmente ti ho visto una volta, abbiamo parlato una volta, amo definirti una cittadina del mondo, ma che ama follemente la sua Liguria. Esatto, Guai, esatto. veramente. Hai preso o per Rinaldo o New York, insomma, per Rinaldo è un piccolo paese della Ligure. Le vie di mezzo sono sempre, insomma, quelle che non vorrei, però poi si sta benissimo anche a Genova o a Sanremo, che è la mia città d'origine, e per quello ho aderito con simpatia al progetto dello Studiolo, perché è una casa editrice sanremese ed è proprio dove sono nata e cresciuta fino a 19 anni, prima di scappare un po' in giro per il mondo.
e sono contenta perché ci sono anche dei miei amici scrittori o insomma studiosi del Ponente che hanno aderito, e di Sanremo, che hanno aderito a questa iniziativa, e poi gli amici, parecchi amici genovesi, quindi è bello perché è un po' una sintesi dei miei due mondi principali liguri, che trovo appunto descritti in questo libro. Il mio stesso racconto è in pratica ho colto l'ispirazione da quando facevo le supplenze, prima, infatti l'ho intitolato Fin de siècle, nel fine del secolo scorso, all'Itis di Imperia, con una banda di ragazzacci scalmanati che tutte le mattine mi aspettavano per torturarmi e però poi il racconto l'ho ambientato a Genova, ecco, anche per esulare un po' dal contesto nel quale è stato vissuto e quindi nei vicoli nel centro storico genovese è stato ambientato questo mio racconto. Marino Magliani, che forse ne abbiamo parlato poco, voglio dire, è un po' lo scrittore, uno degli ultimi, voglio dire, rimasti, se non cantore dell'entroterra del Ponente Ligure, che fa parte di una lunga tradizione che parte appunto da Biamonti, Italo Calvino, insomma, adesso non è che voglio dire Magliani è uguale a Italo Calvino, però ecco, Magliani, se non conoscete i suoi libri, leggeteli, ecco perché. E poi si lancia in tutte queste curatele, ma coinvolto più di una volta, lo trovo molte volte che insomma, mi inserisce in queste situazioni molto divertenti, peraltro. Con Barbara Panelli ci siamo già incontrate in un bellissimo iniziativa Realdo, che Realdo per me dovete andarci, è il posto più bello della Liguria, è un paesino a 1000 metri che è appoggiato su una falesia. Arrivando lo vedi lassù, e anche Biamonti l'ha descritto, Francesco Biamonti, questo scrittore importante dell'entroterra del Ponente Ligure, stava a San Biagio della Cima. E poi la Liguria, ma infatti è così difficile sorridere e ridere, poi sto periodo ragazzi, qui c'è da piangere, il governatore ha detto che forse eravamo bianchi, qua ci esce fuori che siamo arancioni di nuovo e non si può oltre che girare per Genova, e quindi ho già fatto trekking dappertutto ormai sui confini e ho beccato anche i carabinieri che stavo attraversando il confine con Montoggio, il comune di Montoggio, sopra Creto, e ho dovuto ritornare indietro. Ecco, quindi il fatto che sia arancione, come si fa a ridere? Voglia di viaggiare, di vedere il mondo, appunto. Sono un po' stufa di Perinaldo, adesso voglio dire, o di Pente, ma vorrei anche un po' andare a New York, cioè girare anche un po' per il mondo e per l'Italia perlomeno. E quindi questa Liguria è difficile sorridere di questi tempi, e tanto meno ridere, però a me a volte la Liguria, Barbara accennava che in copertina volevano mettere proprio il sorriso al contrario, perché è risaputo che la Liguria, vedendola, è un sorriso triste, come quello delle icone adesso, che gli emoticon sui social. E il contrario sarebbe un sorriso. E io allora che amo molto il Nord Europa, a volte cerco di guardarla da questa posizione, no? Dall'alto e ride. Ecco, e quindi quando se guardi la mappa al contrario, la Liguria in questo caso ride. E niente, vorrei accennare ad altri autori che mi sono cari, persone che io ritengo in gamba, se non cito tutti è perché gli altri non li conosco. Vorrei citare Renato Bergonzi, che è un caro amico, poi Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, che sono invece genovesi, mentre Renato è sanremese, Marco Cassini, che ha vissuto a Genova, ed è di Apricale, Arianna Destito, che insomma è una cara amica e è una brava scrittrice, che è di Genova, come Antonella Grandicelli, che insieme gestiscono un blog che si chiama The Melting Pop,
Poi Giacomo Lantrua, che è un personaggio molto strano, è simpatico, è un commercia in vini, però ha un'ironia, se leggete l'introduzione, ha un'ironia devastante, è molto forte, è di un impatto, insomma, la sua scrittura. Io non lo sapevo, mi aveva detto che scriveva, perché lo conosco, ma non avevo mai letto niente di suo così nello specifico, e l'introduzione a questa antologia è molto molto carina. E poi è Rossana Pavone che lavora alla Fondazione Novaro, che però non conosco bene. E quindi lo trovate, questo libro dove lo trovate? Per i piccoli editori, sapete, è un po' difficile essere ripetiti, quindi lo trovate su internet, su IBS, e basta collegarsi, ho provato oggi per poi dirvelo, scrivete la Liguria sorride, siccome non ha mai scritto niente, nessuno sul fatto che la Liguria sorrida, evidentemente è la prima cosa che esce fuori, quindi lo potete comprare sul web, se no in libreria, magari se siete fortunati o dovete, insomma è un po' più difficile, ma anche con i libri delle grandi case editrici è sempre difficile trovarli oramai in libreria. Comunque le librerie sono dei punti fondamentali, ma cercate magari di comprare su IBS invece che su Amazon, quindi rimaniamo in casa con IBS, anche se io ci ho messo 2 mesi per ottenere un libro di IBS, però forse su Amazon non l'avrei mai ottenuto perché era una piccola casa editrice. Poi metteremo tutte le info nella descrizione sotto l'intervista, perché comunque trovo che sia una cosa, questo progetto io lo trovo a parte interessante, ma veramente intrigante. Ecco, ho trovato la parola giusta, sono Grazie, Michela. curiosissima e penso che anche per voi sia stato molto, molto stimolante accettare questa sfida. Bruno, Bruno Morchio. Bruno Morchio, diciamo che tu hai fatto diventare Genova un palcoscenico nei tuoi romanzi, se non sbaglio ne hai scritti 13 sulle storie dell'investigatore Bacci Pagano, più aveva scritto altri romanzi, altri racconti, e quindi perché hai sempre scelto Genova come ambientazione? E poi voglio sapere anche per te, come per Laura, come è stato partecipare a questa antologia, a questa iniziativa. Tanto buonasera a tutti. Io ho scelto Genova perché gli editori non mi fanno pubblicare niente se non parlo di Genova. Perché ormai io sono lo scrittore di Genova. Però in realtà non è poi del tutto vero, perché poi ho anche ambientato alcuni romanzi altrove. Sì, c'è sicuramente un legame molto profondo che si è evoluto nel tempo e che adesso sono alle prese con un nuovo romanzo che sto scrivendo per Mondadori e che si evolve ulteriormente. Perché un aspetto che a me interessa molto dello scrivere di Genova è la lingua. Una lingua che è particolarmente disgraziata, se vogliamo, no? Perché al contrario di quasi tutte le altre parlate dialettali italiane, dico quasi perché insomma forse per il piemontese, anche un pochino il lombardo è così, però insomma per il genovese c'è questa maledizione che se tu introduci degli elementi di genovesità, scivoli sul comico, inevitabilmente. E allora da questo punto di vista anche il titolo dell'antologia sembrerebbe azzeccato, perché è vero, noi abbiamo una tradizione letteraria, non una tradizione letteraria in realtà, una tradizione però legata alla lingua che la marchia a fuoco come una parlata comica. Noi non abbiamo avuto un Edoardo De Filippo, non abbiamo avuto, diciamo, il nostro grande autore è stato Govi, e questo ci ha segnato. Poi da Govi siamo scivolati sul Gabibbo e questo
non so se è stato un bene, però rimane ancora questo problema. Per cui quando si vuole rappresentare la Liguria e Genova in particolare, è sempre un po' un problema. Io credo che ci siano riusciti pochi autori, per esempio nel cinema, no? Ci sono riusciti pochi autori. Io ho in mente Marcello che ha fatto quel bellissimo docufilm La bocca del lupo, tratto da Remigio Zena, che forse è una delle cose più belle che sono state fatte negli ultimi anni su Genova. E poi credo un pochino la mossa del cavallo di Camilleri, che c'ha un po', dove c'è un po' di Genova, perché poi le ultime produzioni invece sono veramente, fanno cadere le braccia, cioè se penso alla Petra di Sky mi viene da piacere, una cartolina esangue, turistica, priva di qualunque, perché non coglie minimamente l'anima della città, insomma. E questo è un peccato. E quindi lavorare sulla lingua secondo me è molto importante, cioè riuscire a dare una dignità a questa lingua, una dignità letteraria anche, tenendo conto che ormai è impensabile utilizzare il dialetto schietto, perché i genovesi per primi, se leggono il loro dialetto, non sono assolutamente in grado di capire cosa ci sia scritto, no? Anche se poi ci sono dei tentativi interessanti. C'è Acquarone, per esempio, che ha fatto questo giornale Staffi, è un giornale in dialetto ed è un esperimento interessante, però di una enorme difficoltà. Detto questo, la Liguria ride. Quando Marino me l'ha proposta, io gli ho detto: ma cosa ha da ridere la Liguria? Non vedo proprio cosa abbia da ridere. E infatti poi ho scritto questo racconto, che è un racconto molto livido, insomma, che racconta una specie di sarabanda infernale, dove Genova è la protagonista, rappresentata come una vecchia cadente che emerge dalle rovine del Monte Morandi. Il racconto parte di lì e poi ci sono il gatto e la volpe che facciamo qualche scommessa, vediamo se qualcuno riesce a capire chi sono, che accompagnano questa povera vecchia in giro a Capodanno in questa città festante, e poi ci sono alcuni segnali diciamo del disagio legato all'essere genovesi. C'è stata una raccolta abbastanza recente, di nuovo di racconti, di una piccola casa editrice, anche quella, che aveva un titolo secondo me molto eloquente, che era Genovesi per sempre, che sembra una maledizione. Cioè, uno dice Genovesi per sempre, come dire non ti liberi più. E qui io ho cercato di raccontare un po', insomma, in questo sogno, in questa rappresentazione onirica, che in realtà appunto è una sarabanda che non fa ridere, ma tutti ridono. Però Genova è rappresentata in maniera anche un po' oscena, e poi insomma arrivano alcuni segnali, si vedono dei ragazzi col trolley che vanno alla stazione, lei chiede ma dove vanno? Dice vanno a lavorare alla stazione. No, vanno a lavorare perché partono dalla stazione per cercare lavoro da un'altra parte. Quindi una città il cui problema più, secondo me, drammatico è l'invecchiamento. Non a caso ho voluto rappresentarla come una vecchia. L'invecchiamento è il problema dei problemi, che non viene minimamente compensato neanche dall'immigrazione, quindi resta un grande punto interrogativo sul futuro di questa città. Ho letto un po' alcuni altri racconti, ovviamente ho letto quello di Lauro, ho letto un racconto che ovviamente il racconto di Arianna, che è mia moglie, e che è anche quello amarissimo, cioè questa prigioniera della torre, mettiamoci pure al netto diciamo delle vicende matrimoniali, però è un racconto anche molto inquietante, no? Su questo centro storico un po' degradato,
in realtà non si rilancia e mostra forse la parte più brutta, perché poi, per carità, io amo il centro storico, lo amo profondamente. Il racconto di Antonella Grandicelli, che mi è piaciuto molto, dove c'è una dimensione lirica, una dimensione nostalgica della memoria legata a questa figura della nonna, che effettivamente rende molto l'idea del carattere ligure. Lì è proprio scolpita una figura ligure, la quale ed è magnifica la battuta conclusiva, no? Quando si ritrovano sulla corriera per ritornare al paesello e c'è un ragazzo che ha messo un cappello per tenere il posto, e lei gli dice toglilo, dice perché il posto è del culo che lo occupa, ed è molto genovese anche questa cosa qua, no? Cioè, il fatto che una caratteristica dei liguri credo che sia un po' questa, quella di non ostentare e di valutare la concretezza delle cose. Quindi appunto il posto è del culo che lo occupa, più concreto di così. Io penso che sia stata una bellissima esperienza di collaborazione, sicuramente di conoscenza e credo proprio che ci farete entrare in un mondo che non tutti, anzi forse la maggior parte delle persone non hanno ancora toccato con mano e sono sicura che aspetto il sequel, aspetto. Spero La che Liguria che piange. Come? Non ho capito. La Liguria che piange. No. No, spero veramente che questa vostra collaborazione, già vi conoscevate, spero che possa proseguire e di continuare a leggere una Liguria che, come dicevi tu, Bruno, ha sicuramente tante problematiche, però è una terra che regala tantissimo dal punto di vista emozionale e anche dal punto di vista ironico. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie davvero e ci sentiamo al proseguo, al prossimo libro. Grazie a tutti, Ciao Michela, ciao Grazie, Grazie a grazie a te, voi. grazie a voi. a presto.